Domani è il 1° aprile, ma voi lo sapete perché si festeggia? Pensate che già dalla Francia medievale si considerava che il 25 marzo fosse l'ultimo giorno dell'anno e per l'ultimo giorno dell'anno c'erano tutta una serie di festeggiamenti che continuavano fino al 1° aprile. Quindi nel tempo si è presa l'usanza di consegnare i regali per la festività del 1° aprile. Però questa usanza in realtà è cambiata nel tempo. Il 1° aprile, infatti ormai non c'è più l'abitudine di fare regali, ma i regali sono stati sostituiti dagli scherzi. A tutt'oggi infatti si tende ad associare la giornata del 1° aprile con la giornata degli scherzi. E voi lo sapete e siete pronti a festeggiare il vostro 1° aprile? Avete già pensato quale scherzo fare? Io per il momento ci sto pensando.